Il Teatro Careni di Pieve di Soligo ha ospitato mercoledì 22 aprile alle 20:30 un concerto dedicato a San Francesco a 800 anni dalla morte. Sul palco il maestro Giorgio Sini, pianista e direttore d'orchestra, con un programma che unisce musica e impegno sociale. Sono dei brani che ho scritto in varie occasioni e varie mie esperienze di vita. Il primo anche dei brani con me, poi anche l'Angelo, quella scultura sotto l'Esercizio Lavaredo, oppure anche quella dedicata a San Francesco, visto quest'anno ricordano gli 800 anni dalla morte, infatti questo concerto è dedicato anche a San Francesco. E ricordo che ero poi a Gubbio e rimasi colpito dalla porzione, quindi questo è un San Francesco molto forte. E vorrei dire che questo CD è nato in collaborazione anche con Betty Gobbo, il quale ha poi realizzato quell'angelo che diciamo è il simbolo anche della pace. Sì. L'evento, presentato da Livia Moro, propone brani tratti dall'album Ghost on My Piano e Angel on My Piano, oltre all'esecuzione di Ode a San Francesco. In scaletta 13 composizioni, tra cui Enigma Profondo, dedicato alle vittime della guerra, e altri pezzi ispirati alla natura e alla storia. Papa Francesco sono stato convocato e ho consegnato nelle mani del Santo Padre il CD di Angels on My Piano, quindi è stato per me un onore, diciamo anche una realizzazione, forse anche di un desiderio, un sogno di portarlo al Santo Padre, a Papa Francesco. Il concerto ha anche una finalità solidale, ingresso libero con offerte a favore di ALA Autismo APS, associazione impegnata nell'inclusione delle persone con autismo attraverso arte e lettura. Ma che posso dire? Io esprimo un po' la mia anima e poi è il pubblico che deve sentire. Spero di creare una di anima e di sensazioni, e questo è l'equilibrio che sta appunto nella suonare, nel rapporto anche con il pubblico e con la musica.